Allora, Shakespeare per amore, due parole per giustificare questo titolo. Shakespeare ha scritto questo canzoniere, questi 154 sonetti per amore, e doveva essere un canzoniere privato, poi fu pubblicato a sua insaputa, così sembra, nel 1609, ma poi il professor Sergio Perosa ci dirà tutto. E noi per amore siamo qua, per amore di Shakespeare, quindi questo titolo ha una sua giustificazione, un suo peso. Mauro Sambi ed io, che sono Isabella Panfido, abbiamo fatto questo strano ping pong di traduzioni, Mauro Sambi in italiano, Isabella Panfido in questo veneziano di laboratorio, veneziano antico e moderno, scusate ma se no sto gobba, e lo abbiamo fatto per amore dei sonetti, della sua poesia, della poesia di Shakespeare, e quindi per questo insomma è Shakespeare, virgola, per amore. Questa sera abbiamo un parterre du roi, Sergio Perosa, che naturalmente non ha bisogno di nessuna presentazione, tra l'altro è stato naturalmente, come sapete, past president del nostro istituto, massimo anglista, grande traduttore di Shakespeare, ha tradotto tutto il teatro di Shakespeare e sta per pubblicare l'anno prossimo, mi pare, vero? Il canzoniere, la nuova traduzione dei sonetti. Claudio Ambrosini, compositore, anche lui non ha nessun bisogno di essere presentato, è qui per amore di Shakespeare, perché come scopriremo ha composto due composizioni per coro e pianoforte modificato nel 2016, l'anno dell'anniversario di morte di Shakespeare, e quindi di questi due sonetti sentiremo la composizione di Claudio Ambrosini e anche le versioni originale e in italiano e in veneziano. Giuseppe Cantele è l'editore Ronzani di Due Ville Vicenza, che ha pubblicato questa preziosa plaquette con grande amore anche lui per la poesia e per questa plaquette che doveva essere ed è stata una strenna natalizia di Ronzani, quindi fuori commercio, e che ci è molto piaciuta, ci ha molto gratificato, e poi però adesso è diventato un libro a catalogo dell'editrice Ronzani, e quindi anche Cantele dirà due parole. Questo cotè qui invece è fatto da Neil Herbertson, che con grande cuore, generosità e gentilezza si è dato per leggerci la versione inglese dei sonetti, che non è certo un inglese quotidiano né attuale, quindi non è facilissimo. Mauro Sambi, tra l'altro, fa il docente all'Università di Padova di chimica generale e inorganica, quindi però è un poeta di grande valore. Ci siamo conosciuti attraverso la poesia, e quindi questo cotè qui è quello che leggerà i sonetti. Vedremo una scaletta un po' mista, e io ora lascerei la parola a Sergio Perosa. Grazie. Mi hanno detto che ho 20 minuti, cercherò di ridurli a 15. Sono qui perché ho molto apprezzato le traduzioni, sia quella in veneto di Isabella, che ne conoscevo altre, sia quella di Mauro Sambi, e dirò alla fine che mi sembrano i due tipi di traduzione diversi,
che rendono giustizia a Shakespeare. Questo, come voi capite, è dire molto e cercherò di spiegarlo nella seconda parte di questo mio intervento. L'inizio è per chiarire alcuni punti sui sonetti di Shakespeare. Tutti sappiamo quello che sono, ma è meglio chiarire. Sono pubblicati nel 1609, quando Shakespeare è al culmine della sua carriera di drammaturgo e si ritira infatti inspiegabilmente 2 o 3 anni dopo, al culmine, ripeto, della carriera. È una pubblicazione molto probabilmente fraudolenta, nessuno ne parla, c'è chi suggerisce addirittura che i sonetti, questa pubblicazione del 9, fosse soppressa dall'autore o dai suoi amici. Il motivo è abbastanza comprensibile, sono sonetti scabrosi, sconcertanti, audaci, che hanno messo in crisi i bardolatri, gli ammiratori sfegatati di Shakespeare per secoli, incapaci di accettare questa sua sortita nel campo della poesia lirico-drammatica. I sonetti esistevano anche prima, sappiamo da testimonianze che circolavano manoscritti fra gli amici. 2 vennero pubblicati in una raccolta di poesie che portava il nome di Shakespeare, come se fosse l'autore di tutte le poesie contenute. Lui era autore di 2 soli, fra cui mi pare anche il 20° che voi leggerete e che dà il via agli enigmi di questa raccolta. Sono 154 sonetti, 126 sono indirizzati, rivolti o riguardano un giovane amico. Già questo vi spiega il perché delle incertezze dell'epoca. Gli altri, i restanti, per la verità altri 26 su 28 che restano, sono indirizzati a una dama bruna. Il bel giovane biondo, il fair youth, è indubbiamente un alto locato, forse il protettore di Shakespeare, il conte di Southampton. La donna è una mala femmina, come la chiama lui stesso in un sonetto, forse magari anche una tenutaria di bordello, conosciuta però a corte, e fra i 2, fra il giovane amico e la dama bruna, si intreccia una relazione. Shakespeare accusa la donna di avere sedotto il suo amico, ma poi egli stesso, Shakespeare, o il poeta, colui che scrive e dice di scrivere questi poemetti, si dichiara colpevole di altrettanti tradimenti quanto gli altri 2. E è interessantissimo, e da qui la novità, oltre che la grande capacità linguistica, immaginativa, metaforica di Shakespeare, è importante, dico, questo triangolo che si viene a creare, che oggi non fa più scandalo, che anzi è finito nelle mani dei gay studies, alle volte con conseguenze disastrose, ma che conserva per noi una novità, anche perché sembra, dal testo, che i 3 siano contenti di questo triangolo. Addirittura c'è un sonetto dove Shakespeare dice: loro lo fanno per amor mio e io lo faccio per amor loro. Siamo a livelli di sofisticazione sessuale impensabili anche oggi. Non sappiamo quindi come fossero letti da chi li leggeva. Sappiamo che anche scrittori come Wilde
o come Oden, dichiarati omosessuali, fossero imbarazzati da questi sonetti, non riuscissero a capire questo intrigo, questo enigma che è al centro. Tant'è vero che, ripeto, si è pensato che Shakespeare stesso avesse soppresso la raccolta. Canzoniere di sonetti, sulla scia di Petrarca e soprattutto dei tardi petrarchisti italiani della fine 400, prima metà del 500, erano approdati in tutta Europa. La voga dei canzonieri era esplosa in Inghilterra all'inizio degli anni 90. C'è una serie di canzonieri, fra cui almeno 2 di grande rilievo, ma ce n'è una dozzina. Shakespeare si inserisce in questa voga, però negli anni in cui cominciavano a declinare. E allora c'è il problema della datazione. Non sappiamo se fossero scritti da giovane, di sicuro nei primi anni 90 circolavano manoscritti, di sicuro alcuni maggiori hanno rapporti con i drammi più tardi di Shakespeare, quindi appartengono alla fine del secolo. In tutto occupa la composizione di questo canzoniere una ventina d'anni. E questo determina anche i tentativi infiniti, letteralmente decine di migliaia di pagine, migliaia e migliaia di volumi, su chi fosse il giovane amico e su chi fosse la dama bruna. 2 sono i candidati principali, uno è il suo protettore, il conte di Southampton, che fra l'altro fu ostile a Elisabetta e imprigionato nella torre al tempo della congiura di Essex, oppure il conte di Pembroke. Non si può decidere quale dei 2 fosse, perché il conte di Pembroke divenne conte solo quasi all'inizio degli anni 600 ed era nato nel 580, quindi ai primi anni 90, quando Shakespeare comincia a scrivere i sonetti, è difficile che potesse essere il suo amico, o che fossero tutti e 2, non si sa. È una serie di misteri. La voga di canzonieri petrarcheschi era esplosa in Inghilterra anche per una profonda modifica che era stata operata al sistema petrarchesco dell'ottava e della sestina. I sonetti di Shakespeare, i sonetti inglesi, dopo i primi 2 che li introducono in Inghilterra, sono invece di 3 quartine e un distico finale rimato. Allora qui comincia la seconda parte del mio breve intervento: i problemi, i modi e le forme della traduzione in qualsiasi lingua, nel nostro caso in italiano. Ci sono 2 modi fondamentali. Uno è quello di seguire, ahimè, ripeto, ahimè, il modello petrarchesco e adoperare l'endecasillabo. Il verso che usa Shakespeare e tutti gli altri sonettisti inglesi è il pentametro giambico, cioè un verso di 10 sillabe, al massimo 11 se l'ultima parola è piana. Non corrisponde per nulla all'endecasillabo italiano, perché l'inglese è per sua natura lingua tendente al monosillabico. Le 10 sillabe
del pentametro inglese sono quasi sempre 10 parole, corrispondono in italiano quasi sempre a 20 sillabe, non 10. Usare l'endecasillabo vuol dire fare un'opera meritoria di petrarchismo, cioè di riportare Shakespeare come se fosse Petrarca. Ce ne sono 2 esempi in italiano molto belli, una di Roberto Piumini per Bompiani, che traduce in endecasillabi e in pratica alla maniera di Petrarca. L'altro è l'ultimo uscito da Einaudi, di Lucia Folena nel 21. Anche lei usa l'endecasillabo e i risultati sono di fare di Shakespeare un grande petrarchista, ma trascurandone la profonda natura originale. Perché? Perché, come ho detto, il pentametro giambico è fatto di monosillabi. Il verso più celebre di Shakespeare, to be or not to be, this is the question, sono tutti monosillabi tranne l'ultima parola. In italiano c'è addirittura una parola che costituisce un endecasillabo. Una volta la sapevano tutti, adesso non tutti la sanno, è precipitevolissimamente, che è una parola che è un endecasillabo. L'equivalente del pentametro giambico di Shakespeare e degli elisabettiani può essere solo come minimo il dodecasillabo, l'alessandrino, oppure almeno il verso di 14 sillabe, fatto di 7 più 7, 8 più 6, 6 più 8, 5 più 9. Più di 14 sillabe si allunga troppo. Ridotte a 11 sillabe sacrifica 2 cose essenziali di Shakespeare. Shakespeare, nei sonetti come nei drammi, è attratto spasmodicamente dalle contraddizioni e dalle antitesi. Tutte le volte che in un verso usa l'aggettivo dolce, potete giurarci che alla fine del verso c'è amaro. Tutte le volte che dice vero, potete giurare che alla fine del verso c'è insincero. C'è un'insistenza in Shakespeare sulle contrapposizioni verbali e concettuali, semantiche, che vengono completamente risolte, annullate, cancellate, perché per fare l'endecasillabo i traduttori evitano, saltano gli aggettivi, gli incisi, gli avverbi. È chiaro, lo so anch'io, che tante volte Shakespeare usa questi incisi, aggettivi, avverbi per completare il suo verso. Però diventa un sistema. Come sentirete anche dalle poesie che verranno lette, c'è proprio la volontà, come ha detto una cosa, di contraddirla. E qui si aggiunge un'ulteriore difficoltà. Shakespeare scrive in un periodo in cui l'inglese moderno è ancora in formazione. È il periodo in cui si passa dall'inglese medio, quello di Chaucer, quello dove le vocali e le consonanti si pronunciavano come in italiano, all'inglese moderno, dove c'è stata la dittongazione, l'allungamento della vocale o il suo scorciamento,
E Shakespeare scrive proprio nel momento in cui l'inglese, dal punto di vista della pronuncia e del significato, sta mutando. Allora scopriamo, per esempio, che molte parole che oggi non rimano, rimavano nei drammi e nei sonetti. Scopriamo soprattutto, e qui potrei andare avanti per delle ore, che molte delle parole chiave del suo canzoniere, delle parole centrali delle sue contrapposizioni, hanno un significato diversissimo dall'inglese moderno. I pronomi maschili e femminili si confondono, il singolare e il plurale non è mai sicuro. Non sappiamo mai bene se quel particolare sonetto è indirizzato a una donna o indirizzato a un uomo, e uno che traduce non può renderlo per un uomo o per una donna, deve in qualche maniera far capire che non c'è differenza là dove la differenza non c'è. Kind vuol dire 9 volte su 10 buono, benigno, per bene, non gentile. Pride non vuol dire orgoglio, vuol dire splendore, fulgore, bellezza, ricchezza, alle volte addirittura ceppo dell'innesto e alle volte addirittura quello che noi una volta in italiano chiamavamo far razza, far figli. E ci sono 17 sonetti dove Shakespeare invita l'amico a sposarsi, a far figli, dove se noi non manteniamo queste differenze di significato che sono palesi ed essenziali in Shakespeare, compromettiamo tutto. È difficile farlo in italiano, ma il giovane chiamato Kind non è gentile, non è cortese, è un giovane per bene, un giovane benefico, un giovane benevolo. E così avanti e avanti e avanti. I sonetti vanno poi tradotti per poter essere letti o addirittura musicati, come sentiremo fra poco. E allora io trovo, per avviarmi alla conclusione del mio breve intervento, poi magari potrò intervenire di nuovo se ci sarà tempo, queste due traduzioni, mi sembra, Mauro Sambi traduce chiaramente in versi di 14 sillabe, o 12, o qualche volta anche 15, e mantiene le contrapposizioni, le antitesi, le ambivalenze, le ambiguità, le incertezze di Shakespeare. Isabella Panfilo, che traduce in veneziano, traduce in maniera di fare di queste poesie qualcosa di diverso da quello che sono in origine. Ed è anche questa una grande riuscita, perché se noi usiamo una lingua europea, il tedesco, il francese, l'italiano, c'è una grande vicinanza anche di ceppo con l'inglese, medio o moderno o intermedio come quello di Shakespeare. Ma il veneziano no, mi pare che il veneziano è quasi come se uno traducesse in vietnamita. Perché dico vietnamita? Potrei dire cinese, perché è chiaro che se voi traducete l'inglese di Shakespeare in francese è una cosa, se lo traducete in cinese o giapponese la differenza è tale che il rapporto con la lingua originaria
è costretto a sparire, a scomparire. Io cerco di immaginarmi com'è il sonetto 20 tradotto in vietnamita, ma di sicuro poco mantiene di quello che c'è nell'originale inglese di Shakespeare. Tradotto in italiano no, lo mantiene i giochi di parole, mantiene le ambiguità, mantiene le ambivalenze. E allora mi pare, e poi lo sentirete dalla lettura, che Mauro Sambi da un lato mantiene, usiamo pure la parola, le complessità e anche alle volte le peregrinità che sono insite nei sonetti di Shakespeare, e Isabella Panfido traduce invece, a me pare di poter dire, poesie che sono certo quelle di Shakespeare, ma che in veneziano sembrano quasi scritte da lei, voglio dire, quasi nate e appartenenti alla lingua veneta, e quasi dimenticando Shakespeare, facendo cioè quello che chi traduce in decasillabi o addirittura in schemi petrarcheschi compromette, perché troppo forte lì è il ricordo, l'influsso, l'eco di Petrarca. Da ultimo, e poi conchiudo davvero questa breve introduzione, c'è il problema delle rime. I sonetti in italiano, in qualsiasi altra lingua, sono in un complesso sistema di rime. Cercare di farlo in italiano, ripeto, è stato fatto molto bene dalla Folena e da Piumino, li riduce a qualcosa che non sono. Allora a me sembra che in italiano, e lo fa anche Sambi, mi pare di capire, anche Isabella, il distico finale va rimato, perché è una sorta di svolazzo, di firma, di conclusione che Shakespeare mette alle tre quartine precedenti. Alle volte il distico è in contrapposizione al senso delle quartine, alle volte è una conclusione. In ogni caso è una firma, o è un dire è finito il sonetto. E come tale mi sembra giusto mantenere, come fanno i nostri due traduttori, la rima finale. Le altre rime ogni tanto vengono, si presentano da sole, e quando vengono da sole, perché rifiutarle? Io le accetto e penso che sia giusto accettarle. Ne vengono cioè due traduzioni di tipo diverso, ma che in forma, in misura e in presupposti diversi rendono a Shakespeare quello che possiamo rendere in italiano, che è, lo dico non per loro ma per me, il 5%. Se uno mantiene il 5% dell'originale è già tanto. Se riesce a fare il 10% è un grande successo. Ricordo che c'è è pubblicata anche in italiano, in francese sono molto apprezzate le traduzioni di Yves Bonnefoy. 40 sono tradotte, pubblicate da Einaudi. Sapete cosa fa? Non so se loro sono andati a vedere cosa fa Bonnefoy. Fa sonetti di 16, 17 o 18 versi.
Allora è buttare tutto per aria, perché il sonetto è di 14 versi. Voi ne potete fare 19, 20, 21, 17, ma allora non è più un sonetto. Il tentativo è di mantenere, come hanno fatto loro, il carattere del sonetto. Grazie. Grazie Sergio Perosa. Questo esperimento in vietnamita mi stuzzica moltissimo, però adesso lasciamo il microfono e tutto il resto è campo pieno a Claudio Ambrosini. Buonasera. Io sono non solo contento e vi ringrazio dell'invito di partecipare a questa presentazione, questa bellissima accoppiata di traduzioni, ma sono perfino emozionato perché dopo questa bellissima presentazione ho fatto un salto indietro al 1966, quando sono stato allievo del professor Perosa al primo anno della facoltà di inglese qui a Ca' Foscari. E naturalmente io ho studiato inglese perché ero molto innamorato di Shakespeare e di molti altri autori. Nel corso degli anni del mio lavoro ho musicato William Blake, John Donne, T.S. Eliot e insomma c'è stata una presenza ricorrente. Questa coppia di sonetti che presento questa sera sono nati nel 2016 in occasione del quinto centenario della morte di Shakespeare. E l'invito e la sfida era nata proprio dalla facoltà di inglese, dal professor Del Monte, che adesso è ormai in pensione, ma che si occupava dei software che leggono con la voce che sembra quella di un essere umano, maschile o femminile, che leggono i testi della letteratura. E quindi era anche un incontro a carattere scientifico. C'erano diversi software confrontati, anche quelli delle grossissime ditte di produzione, case di software, e quello, devo dire, di Ca' Foscari se la cavava benissimo, teneva benissimo testa. Io ho scelto per l'occasione, in realtà volevo farne 3, ma alla fine feci questa coppia che in qualche maniera ha molti esempi nella letteratura musicale di quegli anni. Per esempio è tipico della musica rinascimentale la pavana e la gagliarda, cioè ci sono moltissime forme che accoppiano 2 brani musicali. In questo caso io ho scelto 2 sonetti per il loro contenuto. Il primo è il numero 20, che presenta una sfida particolare. Vogliamo sentirlo subito? Basta avanzare di una. Vado giù con la freccia? Ecco. Questo sonetto, che è rivolto a questo bel giovine, contiene un distico finale che è una bella sfida per i traduttori, perché è difficilissimo da rendere, secondo me. E quindi io direi di sentirlo subito. Okay. A woman's face with nature's own hand painted hast thou, the master mistress of my passion. A woman's gentle heart, but not acquainted with shifting change, as is false women's fashion. An eye more bright than theirs, less false in rolling, gilding the object whereupon it gazeth. A man in hue, all hues in his controlling, which steals men's eyes and women's souls amazeth. And for a woman wert thou first created, till nature, as she wrought thee, fell a-doting, and by addition me of thee defeated, by adding one thing, to my purpose nothing. But since she pricked thee out for women's pleasure, mine be thy love, and thy love's use their treasure. C'è anche l'italiano? Solo gli originali lì. Ah, ok.
Viso di donna, dipinto a mano da natura, tu hai, padrone e padrona della mia passione. Cuore gentile di donna che pur non indugia alla volubilità delle poco di buono. Un occhio più chiaro del loro, meno ingannevole nel volgersi, che indora ciò su cui va posandosi. Un uomo all'aspetto che tutti gli aspetti domina e rapisce gli occhi agli uomini e alle donne l'anima. E per esser donna tutta prima ti creò la natura, se non che si innamorò plasmandoti e un po' troppo largheggiando me di te privò, poiché aggiunse una cosa inutile al mio proposito. Ma se ti attrezzò per il gaudio delle signore, sia mio il tuo amore e il suo usufrutto il loro tesoro. Certo. De dona siera, dalla mande natura pitturà, tigà, paron, parona, de a me passion. De dona cuor gentil, ma no invarigo ha, da e fufigne, co fa donne fintone. Ocio più slusego de que, manco busiaro nel sguardo, che al sottocco in oro ogni cosa volta. Omo nella forma e de tutte le forme sior, che roba o ciae agli uomini e l'anima ai donne. Co ben donna in principio ti se sta crea, natura drio manche te sbossava, se ga innamorà, e parnasonta da ti sonta già fora, zontandote una roba inutile per me. Donca, se ea te ga fatto sbrocar par gusto de donne, a mie il tuo amor, a ore e il suo fruo che tocca in dono. Ecco, allora, questo è uno dei sonetti dove più si va al nocciolo della questione di una ipotetica omosessualità, però in questo caso evidentemente lasciata fuori del confine. E allora qui dobbiamo passare all'altra cosa. Vi faccio vedere brevissimamente un primo appunto. Ecco, questo è un primissimo appunto che porta a un approccio col testo. In questo caso io ho evidenziato certe ritmicità, c'è un andamento binario, tra l'altro abbiamo appena sentito quanto la lingua inglese sia monosillabica, però c'è anche una specie di subliminale ritmo ternario, quindi è già molto interessante dal punto di vista ritmico. E in più con questi segni ho evidenziato alcuni fonemi, alcune vocali, alcune sonorità che potessero poi essere utili per lo sviluppo musicale. Vi faccio vedere subito io non entrerò minimamente nella questione musicale, mi fermo ai primi 10 secondi e come ho cercato di rendere questa questione, la problematica dell'omosessualità, facendo entrare le 8 voci, non sono 4 solisti, non è un quartetto vocale, ma è un ottetto vocale a cappella, e quindi ci sono 2 soprani, 2 contralti, 2 tenori e 2 bassi. Li ho fatti entrare in scena a coppie, maschio-femmina, 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 e così cominciano a cantare. Dopodiché, cantata la prima coppia di parole, che è woman's face, volto di donna tu hai, si fermano, fanno un grande respiro di stupore, si guardano e cominciano a pensare che ci sia qualche cosa che non sia proprio quello che si vede. A questo punto
si spostano tutti di posto e vanno a disporsi nella maniera tradizionale, ufficiale, quella corretta, cioè 2 soprani, 2 contralti, 2 tenori, 2 bassi. Erano tante coppie, si sono ridisposti come il fo, come si deve. Noi adesso ascolteremo da qui in poi. Non ho fatto ascoltare questa cosa perché lo spostamento dei cantanti porta via un po' di tempo e quindi vediamo se riesco a uscire da questo. No, figurati. Allora qui chiudiamo. Grazie. Vi devo però dire cosa succede a questo punto. C'è una ribellione dei cantanti che si ridispongono in modo da creare una coppia uomo-donna,
una coppia donna-donna, una coppia donna-uomo e una coppia uomo-uomo, quindi tutte le possibili combinazioni. E qua passiamo al prossimo perché ho finito con il 20. Grazie Claudio, poi ci sarà un secondo intervento di Claudio Ambrosini con un altro sonetto, il 66. Lascerei brevemente la parola a Giuseppe Cantele, che è il nostro editore e che ci racconterà di questo suo amore per questo libro e amore per i libri. Grazie Isabella, grazie a tutti, buonasera. Ho veramente poco da dire, preferisco di gran lunga anch'io ascoltare la lettura dei sonetti e le musiche che accompagnano e le composizioni del professor Ambrosini. Sono davvero molto orgoglioso sempre di accompagnare i libri della Ronzani Editore. E ogni volta che accade un momento come questo mi dico che ha senso fare libri. Ecco, ripeto sempre le stesse cose in qualsiasi situazione, sappiatelo, non invento niente di nuovo. E prima mi sfogliavo questo piccolo libro, perché sono 36 densissime pagine che contengono a coppie 3 versioni dei sonetti, diciamo così, l'originale e le 2 traduzioni. E dico, che potenza! Un oggetto tutto sommato così breve, se non così piccolo, un oggetto così breve che ha la capacità di radunare attorno a un tavolo persone come quelle che io stasera mi onoro di affiancare e di conoscere, e tutti voi a trascorrere queste ore insieme. Ecco, di mio sì, come sottolineava prima Isabella Panfido, ci metto l'amore, la cura. In fin dei conti credo che fare l'editore che si occupa anche della tipografia del libro e quindi della costruzione materiale del libro significa in un certo modo dare la propria interpretazione. Io non so tradurre. Godo delle traduzioni altrui e cerco di onorare il testo originale in questo caso e le traduzioni con un adeguato lavoro di composizione nella pagina. Come vedete si è proprio studiato il formato, lo specchio di stampa, la disposizione asimmetrica, perché poi c'è un originale e 2 traduzioni, e quindi abbiamo lasciato nella pagina di sinistra l'originale e poi nella pagina di destra l'una sotto l'altra le 2 traduzioni, e sempre, come vedrete da queste pagine, ognuna di esse è affiancata da una silografia. Abbiamo voluto rendere omaggio a Shakespeare in tutti i modi, insomma, confezionando un oggetto che fosse innanzitutto composto in un carattere inglese. Abbiamo usato un Pegasus, un carattere inciso, quindi non di origine calligrafica ma di origine incisoria, proprio inciso col cesello, e abbiamo riutilizzato queste silografie per me meravigliose che Eric Gill, il grande scultore, disegnatore di caratteri e anche tipografo e stampatore, incise per la sua edizione dei sonetti di Shakespeare, che vide la luce nel 1940, proprio a un anno prima della morte. Credo che sia stato l'ultimo lavoro di Eric Gill. Abbiamo assemblato tutto questo, ringrazio infinitamente Mauro e Isabella che hanno anche pazientato, perché ci abbiamo messo proprio tanto tempo, e però sono stato contento che abbia visto la luce come strenna numero 1. Voi sapete che gli editori di un tempo usavano davvero questa idea della strenna, che non vuol dire altro che regalo, e noi abbiamo pensato di fare una strenna ai nostri amici e ai nostri collaboratori, proprio donando questa preziosa edizione dei 14 sonetti di William Shakespeare. Poi però ce l'hanno chiesto in molti e quindi
confermo quello che anticipava Isabella, adesso è anche disponibile alla vendita, è anche disponibile stasera. Laggiù c'è il presidente della casa editrice, che è Claudio Rizzato, che ringrazio sempre. Io e lui facciamo coppia fissa, magari Shakespeare avrebbe potuto scrivere chissà cosa, però ecco, giriamo a presentare libri e anche a, come dire, a venderli e a proporli. L'ultima preziosità di cui voglio parlare, e poi veramente torno all'ascolto, è proprio la confezione della copertina di questo libro, che abbiamo voluto stampare a mano, con un torchio a mano. Voi vedrete e sentirete, per chi ce l'ha, insomma, al tatto sentirete che c'è una sorta di rilievo, no? Ecco, la stampa tipografica di un tempo, quella di Gutenberg, si chiama appunto stampa rilievografica, e l'abbiamo stampato a mano perché ci sembrava un modo non solo per pubblicizzare l'attenzione e l'attività di Ronzani in favore del libro e anche di alcune stampe a mano, ma proprio per ridonare all'oggetto una forma di attenzione e di cura che oggigiorno sembra non essere più possibile. Invece ogni tanto, e perlomeno per una strenna, per un regalo che possiamo farci sempre e non solo a Natale, è bello che ci siano anche queste cose preziose, fatte lentamente, fatte proprio con l'idea della cura per il dono da fare a qualchedun altro. Invece stasera il dono grande davvero l'avete fatto voi a me, organizzando questo bellissimo incontro. Io vi ringrazio molto e torno ad ascoltarvi con infinito piacere. Grazie Beppe. Neil, sei pronto? Sì. When 40 winters shall besiege thy brow and dig deep trenches in thy beauty's field, thy youth's proud livery, so gazed on now, will be a tattered weed of small worth held. Then being asked where all thy beauty lies, where all the treasure of thy lusty days, to say within thine own deep sunken eyes were an all-eating shame and thriftless praise. How much more praise deserved thy beauty's use, if thou couldst answer, this fair child of mine shall some my count, and make my old excuse, proving his beauty by succession thine. This were to be new made when thou art old, and see thy blood warm when thou feelst it cold. Quando 40 inverni in assedio alla tua fronte scaveranno trincee profonde nel suo bel campo, l'altera livrea di gioventù che attrae lo sguardo sarà uno straccio liso tenuto in poco conto. Ti chiedessero allora dov'è la tua bellezza, dove il tesoro intero dei tuoi giorni dorati, dire nei tuoi occhi profondamente infossati sarebbe una vergogna bruciante e una sciocchezza. Quanto più lodevole l'uso della bellezza se tu potessi dire: questo mio bel bambino salderà il mio debito e scuserà il mio declino, provando tua per successione la sua bellezza. Sarebbe rifarti nuovo quando sarai vecchio e sentir caldo il sangue quando ormai sarà freddo. Ecco 40 inverni assadirà la tua fronte e scavarà fondi fossai nel campo de tua bessa, e a veste altiera de gioventù che adesso incanta, sarà sconsaco fana fruada strassa. Se te domandasse dove zend'alto lustro, dove è il tesoro dei gran giorni andai, dir che se finio in tei toci incavai, saria navimento e un vanto da sbiron. Ma quanto pi varia è a tua bessa, se dir che ti podessi, sto me bel fio de mi, guaiva il conto, e a mi vecchio fa giustizia, mostrando a sua bessa eredità de ti.
saria refarte a nuovo coveccio ti sarà, e vedar caldo il sangue, cogiasso ti o sentirà. Scusate, una preghiera. Proviamo a non applaudire se non alla fine dei tre, e intanto saluto la Presidente che è arrivata, grazie che ci ha raggiunto. Weary with toil, I haste me to my bed, the dear repose for limbs with travel tired. But then begins a journey in my head, to work my mind when my body's work's expired. For then my thoughts, from far where I abide, intend a zealous pilgrimage to thee, and keep my drooping eyelids open wide, looking on darkness which the blind do see. Save that my soul's imaginary sight presents thy shadow to my sightless view, which, like a jewel hung in ghastly night, makes black night beauteous and her old face new. Lo, thus by day my limbs, by night my mind, for thee and for myself no quiet find. Stremato dalla fatica, vado a letto presto, per le membra stanche del viaggio un caro riposo, ma allora un altro viaggio inizia nella mia testa e lavora la mente poiché ha finito il corpo. Allora i miei pensieri da quel luogo distante come ferventi pellegrini vengono a te e tengono aperte le mie palpebre cascanti a guardare le tenebre che vedono i ciechi, finché la vista immaginaria della mia anima presenta la tua ombra al mio sguardo tenebrato, come un gioiello sospeso nella notte livida. La notte fa bella e nuovo il suo volto invecchiato. Così le membra di giorno, di notte la mente, per causa tua e di me stesso, non trovano quiete. Sfiancada e a fadiga, go pressa de buttarme in letto. Benedetta quiete dopo il strussiar del viaso. M'attacca adesso a savariar l'intelletto. Pena se quieta il corpo, tocca al cerveo. Così i pensieri, da sto luogo lontan dove che son, te vien come pellegrini in devozion darente, e i fa sberlar sti occhi mi insonai, che rumega in tel scuro come i orbi. Nome la vista, stroega dell'anima, a sti occhi orbi porta e a tu ombria, che come nasoggia ad indolon nel scuro, ghedona siera nova a notte stria. Donca, de giorno il corpo, de notte l'intelletto, par via de ti e de mi, non può star quieto. Being your slave, what should I do but tend upon the hours and times of your desire? I have no precious time at all to spend, nor services to do till you require. Nor dare I chide the world without end hour, whilst I, my sovereign, watch the clock for you. Nor think the bitterness of absence sour, when you have bid your servant once adieu. Nor dare I question with my jealous thought where you may be, or your affairs suppose, but like a sad slave stay and think of naught, save where you are, how happy you make those. So true a fool is love, that in your will, though you do anything, he thinks no ill. Cosa fare da schiavo se non cogliere i tempi e le ore del tuo desiderio? Prezioso tempo mio non so di averlo, né incombenze finché tu non le voglia. Né rimprovero l'istante infinito mentre, mio re, guardo l'ora in tua attesa, né penso all'amarezza dell'assenza
le volte che al tuo servo dici addio, né mi chiedo con gelosi pensieri dove tu sia o in quali affari intento, ma triste schiavo sto e a nulla penso, salvo ovunque sei, a quanto gli altri allieti. Che sciocco è amore se nelle tue voglie comunque sia non vede mai imbrogli. Sciavo de ti, altro no gono me servir le ore e i tempi che il tuo morbin domanda? Tempo prezioso no goda impenir, né affari o trafeghi, se no ti me comandi. E non me asardo de criarghe al tempo senza fin, che se l'ora che te spetto, paron mio. Ne voglio pensare al saor agro della senza, cotigadito al servo tuo addio. Ne asardo de stroegar coe a geosia, cosa ti fassi, dove che ti sia. Ma co fa un sciavo, gramo, stago senza pensieri, nome de ti, de esoge che a altri ti ghedoni. Parle to voce, sto amorse un bauco tal, che de queo che ti fassi o no, mai non pensa mal. Against my love shall be, as I am now, with time's injurious hand crushed and o'erworn, when hours have drained his blood and filled his brow with lines and wrinkles, when his youthful morn hath travailed on to age's steepy night, and all those beauties whereof now he's king are vanishing or vanished out of sight, stealing away the treasure of his spring. For such a time do I now fortify against confounding age's cruel knife, that he shall never cut from memory my love's beauty, though my lover's life. His beauty shall in these black lines be seen, and they shall live, and he in them still green. Contro il tempo in cui il mio amore sarà come me adesso, schiacciato dalla sua mano oltraggiosa, quando le ore lo avranno dissanguato e avrà piena la fronte di linee e rughe, e la sua fresca aurora sarà giunta alla notte scoscesa della vita, e tutte le bellezze di cui adesso è re saranno in procinto di svanire o già svanite, depredando il tesoro delle sua primavera. Per un tempo tale io mi fortifico ora contro la dura lama dell'età che confonde, perché non possa mai recidere la memoria della bellezza se non la vita del mio amore. La sua bellezza si vedrà in queste righe nere che vivranno, ed egli in esse ancora sarà verde. Par quel dì che il mio ben sarà, co fa anch'uo sommi, dalla man barbara del tempo strussia, ransigna, co le ore gavarà sugà il sangue infrapoi de grespe a suo fronte, e il suo nuovo dì cascarà nel precipizio negro de avecessa, e tutte esso grazie che desso lo fa re, sarà descoerie o in tutto svaniesa, robando che il tesoro della primavera. Par quel dì mi debotto me voglio parecciar contro il corteo sassin de età maledetta, perché dalla memoria non possa mai troncar e a grazia del mio ben, nome che è a sua vita. E a sua grazia comparirà in teste righe nere che vivarà e io in esse eterne primavere. When I have seen by time's fell hand defaced the rich proud cost of outworn buried age,
when sometime lofty towers I see down raised, and brass eternal slave to mortal rage. When I have seen the hungry ocean gain advantage on the kingdom of the shore, and the firm soil win of the watery main, increasing store with loss, and loss with store. When I have seen such interchange of state, or state itself confounded to decay, ruin hath taught me thus to ruminate, that time will come and take my love away. This thought is as a death, which cannot choose but weep to have that which it fears to lose. Quando ho visto che il tempo ha deturpato lo sfarzo altero di epoche sepolte, quando aeree torri vedo crollate il bronzo eterno servo della morte, quando ho visto l'oceano guadagnare un vantaggio sul regno della costa e la terra poi vincere le acque tra acquisto e perdita e acquisto, quando ho visto lo svariare di stati e gli stati poi indotti a decadere, per effetto del disastro ho imparato che il tempo verrà e rapirà il mio amore. Lugubre idea poter soltanto piangere perché si ha quanto si teme di perdere. Covedo da man agra del tempo desconsar l'altiero fasto de epoche passae. Covedo tori gagiarde desfaeso e bronzo eterno sciavo de furor de morte. Covedo il mar rabbioso guadagnar vantaggio sora l'imperar dell'io e la terra ferma vinsar il gran stato de mar, zontando aver a perdita e perdita a aver. Covedo un tal rebaltamento delle cosse, oppur le cosse stesse mastrussae, la ruina me ga insegna così a rumegar, e il tempo vegnerà e vantarà il mio amor. Sto pensier se co fa una morte, che altro no pol, nome che piansar de aver queo che perdar no vol. Tired with all these, for restful death I cry, as to behold desert a beggar born, and needy nothing trimmed in jollity, and purest faith unhappily forsworn, and gilded honour shamefully misplaced, and maiden virtue rudely strumpeted, and right perfection wrongfully disgraced, and strength by limping sway disabled, and art made tongue-tied by authority, and folly doctor-like controlling skill, and simple truth miscalled simplicity, and captive good attending captain ill. Tired with all these, from these would I be gone, save that to die I leave my love alone. Morte invoco stanco di tutto questo, se vedo il merito nascere mendico e il misero nulla agghindato a festa e bestemmiata la fede purissima e male attribuito l'aureo onore e svergognata la virtù virginea e a torto svilita la perfezione e la forza per spinte occulte invalida e l'arte zittita d'autorità e contro il sapere la follia in cattedra e bollata ingenua la verità e il bene servo del male che domina. Stanco di tutto, vorrei esser morto, se morendo non ti facessi torto. Stufo d'esta anda, meggio morto, crio, covedo il merito nassar da pitocco e un zero fatto in lustro da sboroni e fede scetta maiamente tradia e gran onori destinai a mincioni e pura vertù a bordello sconsada e vera perfezion de brutto avia
e potenza par storte vie strassada, e arte castrada da signoria, e insegno castronada mati fa dottori, e sceta verità ciapada par bauca, e ben asciavo de paron mal ridotto. Stufo d'esta anda, da tutto vorrei andar via, se non fosse che morto, soio, e il mio ben la saria. Beh, questo avete sentito è un sonetto di rabbia, di frustrazione, segna una forte indignazione e devo dire quanto più attuale, perché sembra scritto oggi, è attualissimo e tutto si ripete all'infinito. Anche in questo caso c'è un piccolo appunto da vedere in cui si vede il tentativo di trovare delle strade, dei percorsi, delle assonanze, delle ricorrenze. E nella realizzazione del concerto gli interpreti a un certo punto cominciano a girare su se stessi cantando e danno luogo a dei vortici sonori, perché se io parlando dirigo la voce in questa direzione sentite che esco dal microfono e la linea che si crea, il raggio di suono va nello spazio in maniere diverse, quindi questo capovolgimento continuo del bene che si trasforma in male, del merito che viene costantemente ignorato, eccetera, eccetera, è reso dal movimento dei cantanti sulla scena. Adesso usciamo da qui, vediamo. Perfection, nothing more, faith and virtue and
Grazie mille. Questo era un gruppo di Bologna che si chiama Zero Vocal Ensemble e li ringraziamo anche adesso di nuovo per la fatica che hanno fatto, perché potete immaginare quanto è difficile cantare queste cose senza accompagnamento. Avremo ancora 2 sonetti da leggere, non vorrei fare troppo tardi però. Che facciamo? Li leggiamo, se lo dice la Presidente, allora li leggiamo. Obbediamo. Via, veloci. No longer mourn for me when I am dead, then you shall hear the surly sullen bell give warning to the world that I am fled from this vile world with vilest worms to dwell.
Nay, if you read this line, remember not the hand that writ it, for I love you so that I in your sweet thoughts would be forgot, if thinking on me then should make you woe. Oh, if, I say, you look upon this verse, when I perhaps compounded am with clay, do not so much as my poor name rehearse, but let your love even with my life decay. Lest the wise world should look into your moan and mock you with me after I am gone. Non compiangermi quando sarò morto, più che duri l'addio delle campane, che diranno il mio ritiro dal mondo vile, dei vermi vili ormai compagno. Anzi, se leggi questi versi, scorda chi li ha scritti. Io ti amo così tanto che voglio che tu neanche mi ricordi, se pensarmi dovesse indurti al pianto. Se, dico, tu guardassi queste righe quando sarò impastato con la creta, il mio nome neppure prova a dirlo, ma estingui il tuo amore con la mia vita, che il mondo savio non scruti i tuoi gemiti e te con me già andato non sbeffeggi. No piangerme de più co sarò morto, de quanto batarà il campanon tristo, per avvisar il mondo che son scampà, per star coi pigrami vermi da sto gramo posto. No, se ti lesarà ste righe, che non te vegna in mente la man che lega scritte, perché te amo tanto, che non vorria ai dolci to pensieri star darente, se nome che il pensarme te doesse. Oi, se, digo, a ste righe un occhio ti buttassi, forse sarò misiae a crea, e il me poro nome neanche no proferir, ma il tuo amor con la mia vita lascia finir, che il savio mondo no te veda savarià, e per me no te minciona cosa rondà. So are you to my thoughts as food to life, or as sweet seasoned showers are to the ground. And for the peace of you I hold such strife, as twixt a miser and his wealth is found. Now proud as an enjoyer, and anon doubting the filching age will steal his treasure. Now counting best to be with you alone, then bettered that the world may see my pleasure. Sometime, all full with feasting on your sight, and by, clean starved for a look, possessing or pursuing no delight, save what is had or must from you be took. Thus do I pine and surfeit day by day, or gluttoning on all, or all away. Tu stai ai miei pensieri come il cibo alla vita, o nella dolce stagione i rovesci alla terra, e a difesa della tua pace reggo un conflitto quale soffre l'avaro con la propria ricchezza, ora orgoglioso del godimento, poi di colpo dubbioso che del tal ladra rubi il suo tesoro, ora volendo mostrare il mio piacere al mondo, quindi stimando meglio stare con te da solo. Talvolta saziato al banchetto della tua vista e subito a seguire affamato del tuo sguardo, con null'altra gioia posseduta o perseguita se non quella che doni o che debba esserti estorta. Giorno per giorno così mi sazio e mi consumo, o goloso di tutto o di tutto a digiuno. Per i miei pensieri ti sé fa per la vita il magnar, o fai scravassi de dolci stagion per la terra. E per la pace de ti mi son sempre in guerra, co fa un caia coi soschei a spasemar. Un momento contento de goder del suo e devoto insuste che sto tempo furo non che lo porta via.
persuaso che meglio saria tegnirte per mi in segreto, ma po' debotto mostrare al mondo il me ben voria. Un colpo passuo de ti co fa un banchetto e un colpo in smanie de ti par un'occiada, godendo o cercando nome che è il diletto e asoggia che me torò e che ti masa dada. Sfinio e impenio, giorno drio giorno, così, smanioso de tutto, ed è tutto sassio. Io intanto mi scuso per non essere arrivata in tempo, ma è una coda della mia precedente attività giurisdizionale, ero in un'udienza che non è finita per tempo, ma gli inconvenienti a volte sono positivi, perché sono felice di concludere questo pomeriggio. Allora, non sono una italianista, non sono un inglesista, non sono una musicista, ma sono una buona ascoltatrice e credo di interpretare il sentimento di tutti nella felicità di avervi ascoltato. Abbiamo capito, perlomeno, ma lo sapevamo già forse, che le lingue non sono dei mezzi, ma sono qualcosa che evocano dei mondi. E sentendo l'inglese, sentendo l'italiano, sentendo il veneziano e sentendo una traduzione musicale si sono aperti dei mondi. E anche sentendo chi ha fatto i libri, perché a me piace molto sentire lei che ha fabbricato il libro, che ce lo fa sentire. Prego di tenerlo, che è l'omaggio alla biblioteca dell'Ateneo. Grazie. È un piacere anche questo. Quindi avevamo tutti questa sera, mancava Shakespeare, ma provvederemo per il prossimo incontro. Finisco qui perché è già molto tardi. Volevo solo fare un ringraziamento al professor Perosa, che è il nostro past president, che da tempo non vedevamo in Ateneo e che abbiamo avuto il piacere di riavere tra noi. Grazie a tutti.